Il Fondo per l'Ambiente Italiano inaugura il Belvedere sulla Scala dei Turchi, tra i luoghi del cuore. Le interviste alla videogiornale. Daniela Spalanca. La cosa più bella che taglia, bravi. Questa inaugurazione rappresenta un momento molto importante, significativo. Potremmo definirlo, come anche lei ha ribadito nel momento del taglio del nastro, la riconquista della bellezza di questo angolo di paradiso. Un angolo di paradiso famoso ormai in tutto il mondo, ma che era stato deturpato dall'abusivismo edilizio, dall'egoismo dei singoli, quindi un bellissimo momento simbolico di recupero intanto della legalità e quindi di riappropriazione di quello che di bello la Sicilia ci offre nelle nostre coste, nel patrimonio culturale. L'Agrigentino è una terra da questo punto di vista ricchissima, però bisogna a poco riconquistare questi spazi di legalità e di recupero dagli scempi edilizi. Speriamo che questo avvenga dappertutto. Certo, questo è un bel episodio, perché c'è stata la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni, il FAI, cioè un bel esempio di riappropriazione da parte della società civile di compiti che in realtà riguardano davvero tutti noi. Posto bellissimo, proprio perché è bellissimo tutti ne devono avere la possibilità di fruirne, di apprezzarlo e anche di ammirarlo. Lo scopo di tutta quanta l'attività, l'operazione è esattamente questo: restituire a tutti una possibilità. Questo poi, richiamando un po' le parole del presidente avvocato Taibi del FAI, quello provinciale, sotto il concetto di unire il bello e il buono. Il bello è sotto i nostri occhi, il buono deve stare soprattutto nel nostro operato. Il rispetto delle regole sicuramente ci aiuta a essere più buoni in tutti i sensi e in tutti i significati. Tutto parte dai cittadini, in verità, che hanno voluto partecipare al censimento I luoghi del cuore, e negli ultimi 10 anni devo dire che la Scala dei Turchi è stata sempre votata, motivo per il quale ci siamo attivati, prima costituendoci nei processi per l'abbattimento dell'ecomostro sulla spiaggia, e poi i 20.000 euro sono stati dirottati per l'abbattimento di questo immobile, che devo dire oggi è diventato Belvedere. Quindi 3 obiettivi importanti: ripristino della legalità, come dicevamo poco fa, ma insieme anche recupero della bellezza e ancora la fruizione pubblica. 3 obiettivi che messi insieme realizzano quel buono e bello che i nostri antenati greci ci ricordavano, kalos kai agathos, quindi etica ed estetica, bellezza ed etica.